Vittoria interna per 3-0 nel primo turno dei playoff Under 17 Elite e qualificazione ai quarti di finale per la Vigor Perconti di Riccardo Mosciatti, che supera con un tris l'Ostia Mare, affrontando così domenica il Trastevere allo Stadium. Prima occasione in favore della Vigor Perconti con Adamo su calcio di punizione destro che termina in out al settimo, poi è l'Ostia Mare ad iniziare a giocare con una buona manovra, cross in area di rigore dalla sinistra, conclusione da parte di Menichelli che al 16° termina alta sopra traversa, e sempre il numero 7 a dare là alla successiva azione da parte del biancoviola. Il numero 7 entra in area di rigore ma viene contrastato da un'ottima diagonale del rientrante Milana che salva così i Blaugrana che diventano pericolosi invece al minuto numero 28, conclusione da parte di Zigo a botta sicura, Calabrese riesce a metterci i piedi e manda il pallone in corner, poi è il numero 10 Caporuscio ad avere una buona occasione con Pelli a mandare in corner. Al 37° arriva l'episodio, Caporuscio con il numero 10 entra in area di rigore, Zigo lo stende per il direttore di gara, non c'è nulla e si prosegue. Ostia Mare che ha un'altra occasione sempre dai piedi di Menichelli che indirizza il pallone verso la destra, conclusione di sinistro però alta sopra la traversa da parte del proprio compagno, errore difensivo nel finale di frazione dell'Ostia Mare, ne approfitta il numero 10 Adamo che viene steso e per il direttore di gara stavolta non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto va il numero 8 Cavallini, il quale si fa murare da Calabrese, altra conclusione murata, poi arriva Bellotto e mette il pallone in rete a porta vuota al 46° e 1-0 all'intervallo. Seconda frazione di gioco con la Vigor Perconti protratta all'indietro ed andare tutta quanta in contropiede, la chance arriva al minuto numero 3 con il numero 9 Ivzico che lascia il pallone ad Adamo, sfera con il numero 10 che però termina in offside, poi è un gran gol, il 2-0 da parte di Pulcini che va via sulla destra, semina il panico e con il destro mette il pallone in rete in diagonale, al sesto è 2-0 per la Vigor Perconti. Il gol a quel punto taglia le gambe all'Ostia Mare di Castelletti, Vigor Perconti che allora diventa pericolosa ancora in contropiede, sempre con il suo numero 2 un treno, conclusione murata da Calabrese in corner. Ostia Mare che tenta le ultime chance per rientrare quantomeno in partita, la prima con il colpo di testa che termina largo, la seconda con la conclusione murata da Pelli in calcio d'angolo. L'ultima occasione è con la Vigor Perconti che su calcio di punizione chiude il tris finale con Terribili al 43° del secondo tempo. Vigor Perconti 3, Ostia Mare 0. 4 i minuti di recupero, poi triplice fischio finale.